Una cordiale buonasera, ben ritrovati con l'informazione di prealpina.it, TG delle 19 che si apre con la cronaca. Un cittadino italiano di 43 anni è stato arrestato dagli operatori della polizia ferroviaria a Varese in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dalla Spagna nel marzo scorso. Durante i controlli a bordo dei treni sulla tratta Varese-Milano, gli agenti della Polfer hanno notato un uomo che alla loro vista si è allontanato. Raggiunto, prima che il treno arrivasse a Venegono Inferiore, è stato fermato per un controllo ma era senza documenti. Accompagnato in questura a Varese, dagli accertamenti è emerso che l'uomo residente a Saronno e con vari precedenti penali era ricercato in Europa per un mandato d'arresto delle autorità spagnole per truffa consumata ai danni di un cittadino di quel paese. Così sono scattate le manette. Antonio Rossi, ex campione olimpico di canoa, oro ad Atlanta e a Sydney e portabandiera azzurro, attuale sottosegretario con delega allo sport della regione Lombardia, è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Como per i postumi di un infarto. Rossi, che domenica aveva accusato un malore mentre partecipava ad una mezza maratona a Conegliano, era stato ricoverato nella cittadina veneta per poi essere trasferito, quando si è stabilizzato, a Como, dove lavora il suo medico di fiducia Mario Galli. Ora, per fortuna, le condizioni del campione e politico lecchese sono buone, tanto che potrebbe essere dimesso già nei prossimi giorni. Ci trasferiamo a Busto Arsizio, restyling al vecchio liceo di piazza Trento e Trieste. Il servizio a riguardo è stato realizzato da Angela Grassi con la collaborazione per le immagini di Davide Caforio dell'agenzia Blitz. Via i Ponteggi. Il vecchio liceo di piazza Trento e Trieste ha cambiato aspetto. Quello che un tempo era l'artistico ora accoglie 15 classi del liceo Crespi, una importante succursale della sede centrale. A Busto Arsizio l'intervento è stato portato avanti dalla provincia di Varese e a presentare gli esiti è stato dunque il presidente provinciale, nonché sindaco della città, Emanuele Antonelli. Un'opera che rallegra il mondo scolastico, ma anche il territorio, visto che l'istituto si affaccia su una delle piazze del centro e racchiude luoghi importanti per la storia della resistenza locale. Sono state rifatte le coperture aggiungendo pannelli fotovoltaici, anche i pluviali sono stati sostituiti, passando dal PVC al rame. Niente più graffiti che erano stati realizzati dagli studenti nel corso degli anni e stop ai vetri rotti. Il cortile ha nuovo aspetto, come le inferriate e i cancelli, il tutto per una cifra totale di 500.000 euro. Secondo il sindaco, un buon esempio per i privati per riqualificare le proprietà del cuore di Busto, soddisfatti gli studenti e soprattutto la dirigente Cristina Boracchi. Siamo alla pagina dedicata al Covid. In calo l'indice di contagio in Lombardia oggi, martedì 20 luglio, a fronte di 31.954 tamponi effettuati sono state riscontrate 407 nuove positività per un tasso del 1,2%, ieri era dell'1,7%. Ricoveri, un paziente in più in terapia intensiva, il totale attualmente di 31 persone, nei reparti non di terapia intensiva, leggera flessione, -2, siamo a 136. Nella giornata odierna non si è contato alcun decesso legato al Covid-19, infine i numeri riguardanti le province: Varese è al terzo posto con 46 contagi, al primo la provincia di Milano con 153. In chiusura allo sport, la pallacanestro, l'Open Job Metis Varese pesca dalla 2 il suo cambio dei lunghi, accordo con Paulius Sorokas per il club biancorosso. Il 29enne lungo lituano, fratello minore della pallavolista naturalizzata italiana Indre Sorokaite, sarà il quinto straniero della formazione di Vertemati, che aveva peraltro già allenato l'ala forte classe 92 a Treviglio. Il giocatore lituano ha disputato la stagione 2020-2021 nel primo campionato dilettantistico, producendo 15,7 punti e 9 rimbalzi di media a Chieti. Con la palla spicchi si chiude questa edizione del TG serale di prealpina.it. Appuntamento domani alle 13. Buona serata.